trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Abbiamo ricordato così Arnaldo Ciato e ridiamo subito la linea a Antonino Danna. Grazie condottiero, mio condottiero, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno, siete di nuovo sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è il garage dell'Alfista, io sono sempre Antonino Danna e questa è la puntata del 7 gennaio 2023, o forse 1983, perché il 1983 è l'anno che vogliamo rievocare in parte con questa nostra chiacchierata di oggi. Vi apriamo già le linee 0266203529 oppure 346 642 7756 per le vostre zap o WhatsApp, perché il 1983 fu l'anno di arrivo, di nascita di due vetture. Una fu naturalmente l'Arna, di cui abbiamo parlato anche nell'ultima puntata dell'anno, puntata dedicata, vi dicevo, con Giorgio Langella anche a rivocare l'Arna, e poi nella primavera del 1983 arrivò l'auto che avrebbe dovuto sostituire l'Alfa Sud. La vedete in fotografia, la vedete sul canale 252 del Digitale Terrestre, o se preferite anche sulla nostra pagina Facebook, ed è l'Alfa 33. L'Alfa 33 che aveva comunque qualche raffinatezza in meno rispetto all'Alfa Sud, perché per esempio nelle versioni più semplici l'Alfa 33 dietro aveva i tamburi, sparirono i freni in uscita direttamente dal differenziale, i freni in board come li aveva avuti l'Alfa Sud vennero portati in fuori, insomma ci fu qualche semplificazione. Dall'altro lato però ci fu la linea disegnata da Ermanno Cressoni che, voglio dire, anticipò anche le tendenze che poi si videro con la 75, tanto per citare un altro modello molto caro al cuore degli alfisti. E oltre alla linea disegnata da Ermanno Cressoni, devo dire la verità, linea che non fece rimpiangere quella disegnata da Giorgetto Giugiaro nel 1971, anzi prima, a partire dal 1968, per l'Alfa Sud. Contemporaneamente, mentre l'Alfa Sud si avviava a chiudere la sua presenza sul mercato, veniva rinnovata la Sprint, che restò invece in vita in listino fino all'anno 1987, in qualità di piccola coupé molto sportiva, ovviamente, di casa Alfa. Poi nel corso dell'83 ci fu l'aggiornamento dell'Alfa 6, debuttò la versione turbo diesel, ci fu questo tentativo di lifting da parte di Bertone, gli interni migliorarono per la qualità, migliorarono anche per l'assemblaggio, ma ormai purtroppo il danno era fatto. L'Alfa 6, spiace dirlo, vedete, c'è stato molto dibattito qualche tempo fa tra alfisti, e vabbè, però dobbiamo guardare a quanti numeri abbia fatto la macchina. Sì, siamo tutti d'accordo. Se vogliamo ragionare che ne hanno vendute di più, quindi il prodotto è migliore, questo no però. Perché non è il numero di vetture vendute a decidere se il prodotto sia migliore o peggiore, visto e considerato che se andate a guardare le caratteristiche tecniche di un'auto come la 6, insomma, mi sembra che ci sia molto da dire, molta carne al fuoco, cominciando dal motore 6 cilindri a V, ma anche nell'83 l'uscita del motore 5 cilindri turbo diesel, il famoso motore VM, i mitici VM con l'architettura modulare fatti a centro di Ferrara. Modulare perché non perché spegnevano i cilindri, quella era l'Alfetta CEM, ma erano modulari nell'architettura perché si potevano aggiungere o togliere pistoni e cilindri a piacere per avere nuovi propulsori in determinate cilindrate. L'Alfa 33 è uno di questi esempi perché, per esempio,
motore 1.800 altro non era che il 2004 senza un cilindro. 2004 che quell'anno debuttava sull'Alfetta. Vedete che l'83 è stato un anno in cui l'Alfa si è data molto da fare, e infatti noi facciamo questo viaggio nel 1983 attraverso le pagine della Stampa. Adesso io avvio la condivisione, Federico, così le mostriamo anche ai nostri ascoltatori / spettatori. Eccola qua, vediamo se parte. Io ho avviato la condivisione, posso anche spegnere la webcam se vuoi, dimmi tu. Adesso trovo il modo per inquadrare Ecco. la condivisione. Sono un Comunque, venerdì 7 gennaio 1983, 40 anni fa come oggi, però oggi è sabato. Siamo sulla Stampa, pagina 13. Il presidente Massacesi annuncia risultati e obiettivi della ripresa. Per l'Alfa è l'anno del rilancio, il prossimo quello del pareggio. Le perdite per il triennio 80-82 sono contenute in 290 miliardi contro i 700 previsti. Il 1983 sarà l'anno del rilancio dell'Alfa Romeo e nel 1984 si arriverà finalmente al pareggio d'esercizio. Queste in sintesi le conclusioni che il presidente dell'Alfa, Ettore Massacesi, ha tracciato durante un incontro con la Stampa. Due sono gli elementi che secondo Massacesi e i suoi collaboratori hanno determinato la ripresa della Casa del Portello. Un deciso incremento della produttività aziendale. L'anno scorso abbiamo prodotto lo stesso numero di automobili dell'81 impiegando 10.000 operai in meno, ha dichiarato Giuseppe Medusa, responsabile relazioni interne, valutato intorno al 35-40%, e il recupero dell'efficienza ottenuto mediante provvedimenti di riorganizzazione dei cicli produttivi, una più attenta gestione delle scorte e il miglior utilizzo delle risorse finanziarie. Queste misure ci hanno consentito di contenere le perdite. Invece dei 700 miliardi previsti per il triennio 80-82 siamo riusciti a limitarle a 290. Il tutto sullo sfondo di un mercato automobilistico nazionale che comincia a dare segni di stanca. Nell'82 il calo della domanda interna si è girato intorno al 4%, dichiarano gli esperti dell'Alfa, e da una sempre più aggressiva concorrenza da parte delle case estere. A rilanciare l'Alfa sulla strada del risanamento definitivo, sentite qua, contribuirà all'arrivo di nuovi modelli impostati anni addietro che appariranno sul mercato negli ultimi mesi dell'83. Si tratta dell'Alfa Romeo 33, costruita nello stabilimento di Pomigliano, una vettura che utilizzerà il motore e parte della meccanica dell'attuale Alfa Sud, mentre l'aspetto esteriore e la carrozzeria saranno del tutto nuovi. Poi la vettura dell'Arna, costruita in collaborazione con la Nissan, che ricalcherà le linee della Datsun Cherry. Infine una nuova versione della Giulietta, equipaggiata con motore diesel. Nei prossimi esercizi dovrebbe quindi verificarsi un completo rinnovamento della gamma Alfa Romeo, almeno fino al 1986. Massacesi ha poi sottolineato che restano i problemi di tenuta delle posizioni del mercato, attualmente intorno al 6-6,5%, dal costo del lavoro che quest'anno dovrebbe aumentare del 23%, sempre che il tasso di inflazione del paese si mantenga intorno al 14%, e della conflittualità aziendale. Entro l'83 rientreranno ad Arese tutti i dipendenti collocati in cassa integrazione, mentre per Pomigliano dovremo attendere l'84. Ad ogni modo, ha precisato Massacesi, non intendiamo ricreare posti fittizi. Dobbiamo produrre a livelli europei, riorganizzare tempi e metodi. Per questo motivo l'Arna costruirà le proprie vetture con linee completamente robotizzate, che consentiranno di ridurre l'organico dai previsti 1.050 a 750 dipendenti. Verrà inoltre dato impulso alla satellizzazione, cioè alla creazione di unità produttive decentrate. Ne sorgeranno 2 al nord, una è già in fase produttiva, e 5 al sud che si dedicheranno all'assemblaggio della componentistica e alle lavorazioni leggere, che era quello a cui nel 74 si era opposto il buon Luraghi, e fu anche una di quelle delle ragioni che portarono alla sua defenestrazione nell'anno del Signore 1974, nel gennaio del 74, guarda caso come adesso. Passano i mesi ed ecco che la prima notizia sulla 33 appare
ovviamente con la presentazione, appare venerdì il 6 di maggio dell'83, ancora una volta i venerdì. Ecco come si presenta le principali caratteristiche di questa prima vettura nella nuova generazione. L'Alfa all'attacco con la 33, compatta vettura a 4 porte e portellone posteriore. La meccanica è basata sui gruppi Alfa Sud, 2 versioni 1300 e 1500 quadrifoglio, velocità fra 160 e 170 all'ora. Olè. E allora ecco qua che Ferruccio Bernabò scrive per La Stampa: l'Alfa Romeo sta preparando un grande rilancio di prodotti e immagine. Dopo un periodo di relativo immobilismo, in parte causato dalle note vicissitudini dello stabilimento Alfa Sud di Pomigliano d'Arco, la casa milanese ha portato avanti una serie di iniziative sia industriali, il noto accordo per la produzione del modello Arna con la Nissan in un nuovo impianto nella Vellinese realizzato a tempo di record, sia di natura organizzativa per raggiungere quella pace sociale che è presupposto indispensabile per condizioni di stabilità nei rapporti col mondo del lavoro e crescita produttiva. Infine, a parte l'Arna, sigla che identifica Alfa Romeo Nissan Automobili, che vedrà la luce entro il mese di giugno, a parte i recenti aggiustamenti migliorativi sui modelli di attuale produzione, sta per uscire la prima vettura della nuova generazione, l'Alfa 33, così battezzata al ricordo di un famoso modello sportivo degli anni 60, ma che di sportivo ha soltanto la caratteristica di brillantezza tipiche di tutte le Alfa Romeo. In realtà la 33 è una berlina compatta, a 4 porte, di linea cuneiforme, coda tronca rialzata, la si può definire 2 corpi e mezzo, come lo è la Giulietta, ma con raccordi arrotondati anziché spigolosi. Il portellone posteriore termina all'altezza dello spigolo longitudinale, assai marcato, che della vettura è una delle caratteristiche stilisticamente significative. Comunque all'Alfa Romeo la definiscono una 5 porte. Ancora dal punto di vista formale, la nuova Alfa 33 si fa notare per il grande spoiler anteriore l'elemento protettivo che, partendo dal paraurti incorporato, continua lungo le fiancate. La meccanica è basata sui gruppi Alfa Sud, che continuano a essere molto moderni, salvo in qualche dettaglio del retrotrain e l'impianto frenante. È dunque una trazione anteriore, motore a 4 cilindri boxer, distribuzione albero a camme, uno per ciascuna bancata, in testa, comandati da cinghia dentata, alimentazione a carburatore doppio corpo. 2 le versioni, 1300 con la cilindrata 1350 cc e 1500 quadrifoglio di 1490 cc con potenze rispettive di 79 e 85 cavalli DIN. Il gruppo è montato a sbalzo davanti all'asse delle ruote anteriori. A proposito, chi di voi ha la 33? 0266 3529, raccontateci la vostra Alfa 33, oppure 346 642 7756. La sospensione anteriore a ruote indipendenti tipo MacPherson, con montanti telescopici, molle elicoidali dissassate, dispositivo autostabilizzatore. Posteriormente l'assale è rigido e tubolare, ecco la differenza rispetto all'Alfa Sud, con barra trasversale panarda e puntoni a forma di timoneria di watt. Dai primi dati comunicati ufficiosamente all'Alfa Romeo si sa che la 33 avrà la velocità massima di oltre 165 all'ora col motore 1350 e oltre 170 col 1500, e consumi indicati in 17,8 e 13,8 km al litro a 90 e 120 all'ora. Fra le altre particolarità che qualificano la nuova vettura sono alzacristalli elettrico di serie per le porte anteriori e sulla quadrifoglio il check control, computer di bordo e chiusura centralizzata delle porte. Pensate, 40 anni fa questa roba qua era lusso. Oggi check control, computer di bordo che fa molte cose di più rispetto a un computer di bordo dell'83 e chiusura centralizzata delle porte sono praticamente roba ordinaria. Andiamo ancora avanti. Nel frattempo continua ovviamente la preparazione al lancio della 33, dove si parla ovviamente che giorno è qua? Il 12 di maggio dell'83, giovedì. Stampa Sera presenta di nuovo la 33, di nuovo i vari dati, la potenza della macchina, la gamma, quindi le prime due, nasce in pratica con queste due
versioni. Destinata a inserirsi tra l'Alfa Sud e la Giulietta, la 33 si presenta come prodotto particolarmente valido sotto tutti i punti di vista che identificano il cliente Alfa Romeo: prestazioni degne di una casa dall'immagine sportiva, massimo comfort, sicurezza assoluta, sia sotto l'aspetto della tenuta di strada che la guidabilità che l'aspetto strutturale, validità stilistica, buon gusto nell'allestimento. Quindi pian pianino, vedete, prima solo la 1300 e la 1500 quadrifoglio oro, poi dopo l'estate arriverà un'altra notizia. Nel frattempo Massacesi corregge il tiro, perché siamo qua il 31 di maggio dell'83, quindi ormai siamo lì per il lancio, anzi siamo al lancio della 33, siamo infatti a Venezia, e Massacesi tiene questo incontro con la stampa economica in occasione del lancio della 33, destinata a sostituire l'Alfa Sud. E allora gli si chiede, diciamo così, gli si chiede insomma com'è che siamo combinati, e lui dice: l'Alfa ora più aggressiva, forse già nell'84 tornerà in pareggio, mentre a gennaio era sicuro del pareggio, adesso siamo a fine maggio, forse ce la fa a tornare in pareggio. E infatti poi c'è Corrado Innocenti, l'allora amministratore delegato dell'Alfa Romeo, che tra l'altro fu tra i grandi sostenitori del progetto Arna. Dice: sui problemi e le difficoltà del settore si è soffermato l'amministratore delegato dell'Alfa Romeo Innocenti, il quale ha tra l'altro affermato che il calo della domanda e la battaglia sui prezzi contraggono gli utili, quindi la capacità di autofinanziamento, rendendo più problematico il ritorno degli investimenti, proprio mentre la necessità di innovazione del prodotto e dei processi produttivi richiedono la disponibilità di ingenti risorse finanziarie. Sintomo eloquente di questo squilibrio aggiunto è l'andamento delle principali case automobilistiche negli ultimi anni. Negli USA le perdite sono state complessivamente di oltre 4.200 milioni di dollari, 4 miliardi e passa di dollari, oltre 6.000 miliardi di lire nel 1980 e oltre 2.000 miliardi di lire nell'81, con una perdita di 300.000 posti di lavoro. In Europa la Renault ha perso nell'81 circa 785 miliardi di lire, 250 l'anno scorso. Il gruppo Peugeot Citroën Talbot 419 miliardi, la British Leyland 560 miliardi di lire. Nell'82 anche la Volkswagen è andata in rosso per 177 miliardi di lire. La perdita dei posti di lavoro è stata di 155.000 persone. L'amministratore delegato ha concluso sostenendo che l'Alfa Romeo di fronte a questa situazione ha deciso di attaccare la crisi, non di subirla. Per questo a partire da oggi metteremo sul mercato un nuovo modello ogni anno e dentro l'87 avremo rinnovato completamente la nostra gamma. E in effetti l'83 l'Alfa Sud, l'84 la 90, 85 l'Alfa 75, 86 niente, perché poi come si dice, ci fu la vendita alla Fiat, ma era già pronta la macchina già dalla fine dell'82. L'87 cosa esce? La 164. Se ci fate caso, comunque questo piano venne in qualche modo rispettato. E finalmente dovremmo arrivare adesso al 2 giugno, la macchina viene presentata a Sandro Pertini e poi passa l'estate ed ecco che c'è una novità sull'Alfa 33, eccola qua. È il venerdì 9 settembre dell'83, vedete che si parla già della regata che nel suo campo sostituiva la 131 in casa Fiat, mentre in casa Alfa dice una versione a trazione integrale che verrà assemblata nello stabilimento Pininfarina. L'Alfa Romeo 33 si è fatta in 4. Oggi facciamo una rassegna stampa nella storia, come vedete. Timidamente, un passo alla volta, anche l'industria italiana si sta avvicinando alla trazione integrale automobilistica. Qualche mese fa ha cominciato la Fiat con la Panda 4x4, Sua Maestà il Pandino. Ora continua l'Alfa Romeo, che presenterà al Salone di Francoforte una nuova versione integrale della nuova 33, studiata in collaborazione con Pininfarina.
che ne curerà l'allestimento assemblando nel suo stabilimento le parti meccaniche. La 33 a 4 ruote motrici è figlia di quell'Alfa Sud a trazione integrale che Pininfarina aveva esposto lo scorso anno al Salone di Torino. Un'idea prontamente raccolta per il nuovo modello che dall'Alfa Sud conserva l'impostazione meccanica. Il motore longitudinale e la trazione anteriore favoriscono infatti la trasformazione 4x4, che risulta invece più complessa nelle vetture con propulsore trasversale. Pininfarina ha progettato per la nuova 33 un nuovo pianale sul quale installerà le componenti meccaniche che riceverà dall'Alfa. La produzione prevista dovrebbe oscillare intorno alle 20 unità al giorno, ma questo dipenderà dall'accoglienza che riceverà la vettura e dal suo prezzo che non è stato ancora fissato. La trazione integrale è destinata solo al modello più alto della gamma, quadrifoglio oro, che si distingue esternamente dagli altri per qualche fregio in più e per la scritta 4x4 sul cofano posteriore, affiancata alla F di Pininfarina. A parte questo, né l'interno né la carrozzeria sono stati modificati. Poiché la Lancia Delta integrale rimane per ora solo allo stadio di prototipo, la nuova 33 sarà l'unica vettura media italiana con 4 ruote motrici in un settore di mercato finora quasi monopolizzato dalla giapponese Subaru e ancora in attesa della Renault 18 Break 4x4. È dunque un tentativo importante che fornirà e che potrà fornire anche ad altre case valide indicazioni su una soluzione tecnica guardata sempre con interesse, ma anche con un po' di sospetto. Definite con una brutta parola ogni strada, le auto a trazione integrale sono ideali per gli automobilisti che vivono a ridosso delle montagne e che hanno bisogno di vetture in grado di cavarsela su pioggia, fango, neve senza dover ricorrere a catene o pneumatici speciali. E mentre all'estero si fanno progetti faraonici, il presidente dell'Audi ha annunciato che tutti i modelli della casa avranno presto una versione a trazione integrale, in Italia al 4x4 sembrano credere soprattutto i carrozzieri, come Giugiaro, che ha collaborato al progetto del prototipo Lancia e ha realizzato un prototipo Panda, e Pininfarina, che oltre al pianale della 33 sta progettando una versione giardinetta della stessa vettura, sempre a 4 ruote motrici, che andrà in produzione il prossimo anno. È un modo per farsi spazio anche nel campo della meccanica e lavorare a fianco delle grandi industrie in piccole produzioni di serie, come già avviene per lo Spider Europa di Pininfarina o per la Ritmo Cabriolet di Bertone. Questo succedeva nel lontano 1983, al tempo in cui nasceva l'Alfa 33. Federico, tu hai fatto a tempo a vederle in giro le Alfa 33? Forse sì, ma sono rare, erano rare, sì. Forse me la ricordo, sì, da piccolino. Sì, io posso dirti che al tempo se ne vendettero e anche tante. Fu un modello molto popolare, fu un modello anche abbastanza apprezzato, certamente molto più apprezzato dell'Arna, per fortuna. Tra l'altro uno è sopravvissuto anche abbastanza a lungo, fino al 1994, se non ricordo male, perché poi venne sostituito dall'Alfa 145, che fu l'ultima in quella categoria, l'ultima Alfa a montare il motore boxer, e poi la 146 l'anno dopo. In realtà era più la 146 che la 145 a sostituire l'Alfa 33. Era una macchina molto compatta, molto rabbiosa anche, con un'ottima tenuta di strada, devo dire la verità, gran macchina, e credo che abbia lasciato un ottimo ricordo nel cuore degli appassionati. Avremo modo di raccontarla nel corso di quest'anno anche sulle pagine del garage dell'Alfista. Ora cominciamo a preparare il numero 17 che uscirà questo mese e avrete modo poi di leggerlo nell'app della nostra rivista. Va bene, noi siamo arrivati alla fine di questa mezza dannatona, la mezza maratona d'Anna per oggi. Abbiamo avuto la rassegna stampa, adesso il garage dell'Alfista. Grazie per essere stati con noi. Ora c'è la replica di Giallo Radio Club, gran programma con Laura Marinaro e Malika Zambelli. Io mi scuso, stamattina non mi sono messo la cravatta, vi chiedo scusa. E che dire di più, alle 11 poi ci sarà, come sempre, bravissime in diretta sulle nostre magiche onde, Gemma Gaetani con Una Gemma in Cucina. Noi ci ritroviamo
Lunedì alle 18.05 trattabili con Zoom ci saranno il Marò, Massimiliano Latorre e Mario Capanna. Non perdete questa puntata. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno. Avete ascoltato il garage dell'Altezza.